Ci sono stati all'interno del Teatro Club costantemente dei custodi molto importanti che vanno ricordati. Ci sono state delle persone che hanno contribuito a rinnovare, a irrobustire, a corroborare questa esperienza. Dopo Rodolfo Castiglione c'è stata Angela Felice, che è stata per 10 anni il direttore artistico del Teatro Club e quindi del Palio Teatrale Studentesco, e lo ha custodito col medesimo amore. Poi aveva una vocazione, un'energia stratosferica, proprio debordante. Caricava tutto e tutti per rendere al massimo. Veramente non si esauriva mai nelle attività che portava avanti. Poi l'anima del Palio è l'anima anche del Teatro Club, cioè l'anima proprio anche combattente. Una intellettuale di grande spessore, una donna vulcanica, piena di passione, che ha lasciato un ricordo indimenticabile in tutti quelli che l'hanno conosciuta. Angela purtroppo è mancata prematuramente e improvvisamente, e questo è stato, credo, un brutto colpo, un po' per tutti, no? Per tutta la famiglia del Palio, perché lei in questi 10 anni era riuscita davvero a farsi amare da tutti, proteggendo il Palio da ogni tentativo di appropriazione da parte di altri. Lei veramente si era portata al Palio sulle spalle, comunque. Era una sua creatura, sì. Lei c'era, era presente, c'era sempre e ti sosteneva e creavi insieme a lei. Angela era una forza. Per i giovani una grande forza, sia per quelli del Palio che per chi sceglieva poi la professione di attore. Angela era sempre un punto di riferimento. Per me è stata forse la persona più importante, insieme ad alcuni docenti della mia scuola, nella mia formazione, nell'avermi sempre portato a teatro, nell'avermi sempre coinvolto alle conferenze, a Udine d'estate. La figura di Angela Felice per me rientra all'interno sicuramente delle persone più importanti della mia carriera, oltre ad essere stata una mia carissima amica, una persona capace di comprendermi, di suggerirmi, di stimolarmi, di contraddirmi, di provocarmi. Quindi io non sarò mai abbastanza grato a questa persona che purtroppo non c'è più, ma che io ancora tengo molto a cuore. È una con la quale bevevi gli aperitivi molto volentieri, rigorosamente Savignon. Ricordo che con la sua Mini Cooper siamo andati una volta fino a Roma in gita per vedere uno spettacolo, quindi in qualche modo è diventata una figura di mentore, di amica, di confidente, capace di fornirmi non solo del materiale letterario ma anche pratico. All'uscita di uno spettacolo teatrale, molto spesso, prima di dirti lei cosa ne pensava, ti chiedeva cosa ne pensavi tu, perché sapeva in qualche maniera di essere maestra, quindi di essere punto di riferimento, e non voleva toglierti la possibilità di dire la tua, magari anticipando il suo giudizio. Prima voleva sollecitare da parte tua un punto di vista, una riflessione, e poi su quello costruire il dialogo. Era un pozzo di sapienza, parlare e chiacchierare con lei era bellissimo, scambiarsi, anche molto discutere, perché con Angela si discuteva proprio. Da una posizione, da idee, metterle, come dire, anche farle incontrare e farle scontrare quando necessario, per fare dei passi avanti insieme. Quando sono andata a trovarla in ospedale, stava veramente male, però quando io l'ho salutata, il mio ultimo saluto è stato: ciao Angela, ci vediamo quando stai meglio. E lei mi ha detto: oh, ma inizia il Palio fra poco, mi raccomando. Il suo pensiero erano i ragazzi. Era un'amica, era una persona alla quale volevo molto bene, è una persona che a me ha dato tantissimo ed è sempre presente, sempre, assolutamente, Angela è sempre presente, cioè c'è sempre un pensiero che comunque con lei c'entra. Quando sfoglio un libro di teatro, quando ripenso al mio percorso, lei c'è sempre stata. Sì. Angela manca tantissimo, penso, in questo momento di trapasso